ha detto che gli italiani non leggono? Eccoci, il Salone del Libro di Torino è invaso da giovani di tutte le età che leggono, fanno la fila, lunghe file per leggere, per ascoltare dibattiti, per interagire, per confrontarsi. Questo forse è il vero senso della parola scritta, che diventa podcast, che diventa confronto, che diventa narrazione, che diventa il piacere di scrivere e di raccontare storie. È un salone del libro dedicato ai giovani, dedicato alla speranza, dedicato alla determinazione, sì, che svolta pagine, letteralmente, pagine di tanti libri. E la cosa più bella è sapere di avere davanti a noi dei ragazzi che, soprattutto i più giovani, parlo tra i 14 e i 18 anni, hanno un'idea, hanno un valore ed è anche importante cercare, no, le pepite d'oro quando questa generazione sta tentando in ogni modo di convincerci del contrario, che invece c'è la possibilità. Adoro la lettura, quindi sinceramente mi piace molto l'idea anche di conoscere altre, diciamo, piccoli editori e scoprire nuovi libri, nuovi ambiti di lettura, nuovi temi. Tu? Io sono al Salone del Libro esattamente per il suo motivo. Parlavamo poco fa in treno dicendo che il bello del salone è proprio quello di scoprire anche quelle case editrici di nicchia, diciamo, più indipendenti, e poi respirare l'aria appunto immersiva dei libri con tantissime altre persone, proprio bellissimo. Dicono che i giovani scrollano e basta. Noi leggiamo anche. Io per esempio ho acquistato giusto il Cobb poco tempo fa, prima le sfogliavo, adesso sfoglio ancora, ma devo dire che effettivamente la lettura digitale ogni tanto è comoda, ma ogni tanto. No, io leggo sia cartaceo che Kindle, sì, mi piace tanto. Sono venuta con mia mamma, gliel'ho regalato a lei, è lei la lettrice di casa. Tu leggi poco? Io sì, mi ha sempre abituato da piccola, però scrolli di più? Sì, esatto. Penso che leggere, soprattutto anche chi dice che i romance non è un vero genere, penso che sia abbastanza una cavolata, perché nei libri si vede anche la crescita del personaggio in base ai suoi difetti che pensa di avere, e penso sia costruttivo. Quindi, ci si riconosce un po'. Sì, esatto, aiutano molto a vedere negli altri un difetto che magari hai anche nel te stesso e vedi come riesci a superare il personaggio. Ho iniziato in Rai un anno fa, proprio qua al Salone abbiamo presentato la mia prima trasmissione Itaca, e non credevo che poi si sarebbe arrivati a questo successo, a Under 25, a questa nuova produzione che è andata in porto grazie alla direzione contenuti digitali, ed è stato un viaggio meraviglioso. Io in 4 mesi ho girato l'Italia alla ricerca di talenti sotto i 25 anni di ogni campo, dalla musica alla scienza. Abbiamo intervistato, pensa, 2 sardi. Io con la parola emergente ho sempre avuto un rapporto estremamente difficile, anche perché a me hanno dato dell'emergente fondamentalmente fin quando non ho iniziato a carburare, e quindi so quanto può essere pesante il sentirsi dire emergente, devi ancora fare, sì, devi ancora fare, incompleto. E invece noi vogliamo raccontare la completezza dei talenti di questi ragazzi, e vogliamo raccontare quanto questa completezza arricchisca noi nella nostra quotidianità, nel nostro vivere ogni giorno, anche veramente nella piccola scintilla che può portare il cambiamento, a prescindere da quale cambiamento avverrà. E questi ragazzi ce lo insegnano. Questo libro racconta la storia di mia nonna, la storia di una donna molto forte che si è fatta avanti come pioniera in un'epoca dove comunque la vita per le donne era estremamente difficile. Mia nonna è nata nel settembre del 1919, era la sesta di una famiglia molto numerosa, erano 7 figli che vivevano in estrema povertà. Ha iniziato a lavorare proprio da piccola, già a 6 anni, perché comunque ha dovuto abbandonare la scuola molto presto. Il fatto che comunque ha dovuto fare diversi lavori per potersi mantenere, e poi diciamo ho voluto concludere il libro quando ha aperto la sua attività, e diciamo anche si è realizzata come donna sia a livello lavorativo come piccola imprenditrice e poi come madre di famiglia. Quello che il libro vuole dare è un esempio di forza, di riscatto femminile.
Il tema del salone di quest'anno, il mondo salvato dai ragazzini, lo abbiamo declinato con una novella di Grazia Deledda. Questo anellino ci porta non solo in giro alla scoperta della Sardegna, ma alla scoperta del mondo, e noi abbiamo deciso che questo mondo dovevano scoprirlo anche i giovani e le giovani, gli studenti e le studentesse di tutta Italia, perché qui al Salone del Libro scoperta della nostra Grazia Deledda per fare in modo che non sia solo passato ma anche presente e futuro. L'Associazione degli Editori Sardi, come ogni anno, è presente al Salone del Libro di Torino dalla sua prima edizione, dal 1988, quindi questo è per noi un anno speciale perché celebriamo anche 40 anni di attività, testandoci come la rete locale della filiera del libro più longeva d'Italia, e lo facciamo anche all'insegna di una collaborazione rinnovata già dallo scorso anno con la Regione Sardegna. I nostri stand sono infatti contigui, animiamo lo spazio della Regione con la nostra produzione e quella anche degli editori non associati, e lo facciamo anche avendo allestito un programma che si iscrive nel solco delle celebrazioni delle Diane, quindi del centenario dell'assegnazione del Nobel a Grazia Deledda e del riconoscimento UNESCO appena ricevuto per le Domus Deianas della Sardegna. Ovviamente abbiamo coniugato questi due temi predefiniti dalla Regione, sempre cercando di infondere un messaggio che proviene dalle parole, che proviene dai libri di Grazia Deledda, individuando una novella molto bella, L'Anellino d'Argento, che ci ha dato il là per individuare il concept, la volta dipinta di stelle, che coniuga e si raccorda anche con il tema generale conduttore del Salone del Libro di quest'anno, il mondo salvato dai ragazzini, individuato da Annalena Benini. Quindi immaginazione, narrazione, memoria e futuro in un contesto di rinascita e di speranza. Anche quest'anno Panorama Sardo ha scelto di essere presente al Salone del Libro con l'intenzione di restituire, in uno spazio di voce e di sguardo, una pagina significativa della cultura e dell'economia dell'isola. Raccontare il territorio significa anche valorizzare quelle proposte editoriali capaci di trasformarsi in immaginario collettivo. Così accade con il nuovo numero di Topolino, dedicato ai giganti di Montebrama, presentato al Salone dalla Fondazione, nella consapevolezza che anche questa seconda uscita conquisterà lettori di ogni età. È un modo lieve e insieme potente per portare la Sardegna oltre i confini consueti, per farla entrare nelle mani dei più giovani, per farla diventare storia, gioco, scoperta. Nel suo programma scorrono oltre 48 appuntamenti che intrecciano presentazioni editoriali, proiezioni cinematografiche e interventi musicali, componendo un ritmo continuo di incontri e di dialoghi. L'editoria del Resto vive di questi passaggi, è un territorio di scambi, di temi condivisi, di comunità che si riconoscono, come accade nel solco dei tanti festival come il Festival Mediterranea, di cui il fotografo Trainito sarà ospite. Esplorare un mare che pensavamo di conoscere, invece pare di no. Ma il problema è che non lo conosce nessuno praticamente, perché anche chi come me, come tantissimi altri meglio di me, esplora in continuazione il mare, in realtà copre un grado di conoscenza bassissimo. Su moltissime situazioni, su moltissime parti del mare della Sardegna, ma dell'intero pianeta sappiamo pochissimo. È un mare in grande trasformazione, come tutti i mari del mondo, e la caratteristica della Sardegna è che va vista sia dal punto di vista della terraferma che dal punto di vista del mare. La Sardegna è un mini continente che ha navigato dentro il Mediterraneo, e le tracce di questa storia lunghissima, che ha circa 600 milioni di anni, sono sotto gli occhi di tutti, di chi le sa vedere e di chi le sa leggere. È così che nei corridoi e nel grande lingotto, che era la fabbrica laddove a Torino
gli operai producevano in catena di montaggio la vecchia Fiat, le automobili, oggi una volta all'anno si produce cultura, idee, scambi, diversità che si incontrano e tanta lettura. Possiamo dire che siamo nel bel mezzo della macchina culturale, poi cambiano gli strumenti, cambia la tecnica, che sia podcast, che sia libro, che sia qualsiasi altra forma di comunicazione digitale, e comunque sempre e soltanto la parola al centro dell'attenzione, e questa ci sarà, in un modo o nell'altro resisterà, sarà sempre il motore della cultura. Tafrus è l'antico nome delle Bocche di Bonifacio, è il canale che separa la Sardegna dalla Corsica, che è stato citato per la prima volta da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia, una delle prime opere enciclopediche. Noi abbiamo colto l'occasione per utilizzare questo nome, no? Un po' così, perché è legato strettamente al luogo da cui proveniamo, cioè dalla Gallura del Nord, quindi non Gallura generale ma Gallura del Nord. Sono nato alla Maddalena, i primi esperimenti li abbiamo fatti alla Maddalena e poi ci siamo un po' allargati oltre la Gallura a tutta la Sardegna. 30 anni di attività. Quest'anno celebriamo 30 anni di attività, però diciamo che il focus più importante lo facciamo innanzitutto sull'archeologia, grazie alla collaborazione con Paolo Mancini, l'archeologa Paolo Mancini, e poi un'antica passione che è quella del fumetto, per cui c'è una stretta collaborazione con Bepi Vigna, direttore della Scuola Internazionale del Fumetto di Cagliari, e così via. Insomma. Questo libro nasce da una ricerca di Filippo Pin, che da collezionista ha acquistato degli originali di Porchedu e si è appassionato allo studio di questo artista e ha scelto lui questo titolo, L'arte che non scompare, perché l'artista è scomparso, nel senso che di lui non si sa più nulla. Sono poi sorte tante leggende. Alcuni dicono che si sia ritirato in un convento e che non abbia più dato sue notizie, ma quello che resta sono i suoi disegni, le sue illustrazioni. Lui ha illustrato per esempio un'edizione del Pinocchio che è considerato una delle più memorabili. Viene collocato tra i massimi esponenti dell'illustrazione italiana. Quest'anno noi siamo voluti essere come Regione Sarda qui al Salone del Libro di Torino, una delle più importanti manifestazioni d'Europa, ritengo, non soltanto d'Italia, con la grande produzione dei nostri editori sardi, ma anche nel ricordare l'anno dell'Ediano, un grande patrimonio per il nostro paese che ricorda una grande scrittrice che in questo momento ci insegna che la forza delle donne, non soltanto negli 80 anni di voto alle donne, ma anche nel suo premio Nobel, neanche nel suo guardare in avanti. Quindi impresa, identità, cultura, ma anche la storia della nostra isola. Deledda però insegna una cosa: essere determinati e dare fiducia ai giovani, agli esordienti. Sì, la determinazione è importante in questo momento per i giovani, ma soprattutto la determinazione anche della politica, quindi maggiori investimenti in cultura, maggiori investimenti a sostegno dell'editoria e maggiore fiducia per il futuro. Una bambina ribelle, una donna determinata, una penna felice. Dopo 100 anni noi parliamo ancora di Grazia Deledda. Perché? È un paradosso, e un po' la Sardegna è un paradosso. Quindi, come ogni terra, si riconosce anche inconsciamente. Quindi la Deledda è un razzo, una freccia, appunto come qualcuno ha scritto, che parte da un punto inopinato e raccoglie tutto ciò che circonda questo punto così impensabile come punto propulsore di fantasia e arte, cioè anche capacità di domare e di dominare la fantasia, e parte e va all'infinito, perché va in un punto in cui nessuno avrebbe immaginato. C'era una bimba che voleva scoprire delle grotticelle
delle grotticelle misteriose, le grotticelle di fate nascoste nelle montagne. E questa bimba a un certo punto vuole assolutamente andare, si fa accompagnare da un pastorello e finalmente conquista questa libertà di scoprire nelle montagne delle grotticelle. Io in questa bambina mi riconosco, e non soltanto io, ma anche tante donne, tante bambine, che ora sono diventate donne, perché molte di noi le hanno viste, e le hanno viste da bambini. E per noi, per me, erano uno dei luoghi preferiti, perché ci sembravano misteriosi, perché erano bui, perché gli ambienti erano piccoli, perché bisognava entrare, diciamo, carponi, perché era buia. Quindi noi entravamo velocemente e uscivamo altrettanto velocemente, perché ci attirava l'entrata, ma nel nostro stato avevamo paura del buio, non lo dicevamo, ma avevamo un po' paura del buio. Grazia Deledda attraverso i suoi libri ha raccontato delle tradizioni che per me è molto vicina, essendo norese. Da norese riconosco tutto quello che lei scrive, uno ha desiderio del silenzio, però poi ci sono luoghi così profondi, così incredibilmente meditativi, che inducono ad ascoltare il silenzio, dal quale poi nascono e provengono delle idee sicuramente. Grazia Deledda è questo. Ci fa riconquistare un tempo che non abbiamo più. Lei, prima di cucinare, descrive gli ingredienti in modo poetico. Quando parla di cinghialetto, dice che arriva col suo fidanzato dentro una bisaccia, colorato col sangue, avvolto di mirto, e piano piano lo mettono nello spiedo, nel fuoco, e poi lei va a prendere dell'uva dalla soffitta che si sgrana come una collana. Questo è amore, questo è dono, questa è cucina, questo è cibo buono, perché noi dobbiamo considerare, come diceva Ippocrate, il cibo è la nostra medicina, la medicina deve essere il nostro cibo. Le nostre domus, che vengono chiamate le case delle fate, raccolgono e racchiudono dei tesori e dei segreti che racchiudono veramente l'essenza del nostro popolo e lo raccontano al mondo. Il riconoscimento UNESCO consente alla regione Sardegna, ma anche all'Italia, perché è un riconoscimento mondiale, di esplicare la sua bellezza in tutto il mondo, e le fate, secondo noi, ci hanno messo del loro. Questo patrimonio materiale poco conosciuto rispetto al valore che ha, in un contesto internazionale, non solo regionale o nazionale. È una caratteristica che punteggia il paesaggio della Sardegna da un punto di vista geografico, ma vorrei dire anche dal punto di vista culturale, perché non c'è comunità, paese, luogo della Sardegna in cui non riecheggiano ancora gli ultimi echi di quella narrazione orale che sarebbe bello recuperare, compito nostro anche come regione, in cui le Domus de Janas avevano veramente il significato di case delle fate, come significa etimologicamente il nome dei luoghi, e a queste fate erano legate dei racconti, delle narrazioni, come ad esempio quello ripreso dalla Deledda nel racconto dell'anellino magico che da una Domus de Janas dava al beneficiato portatore di questo anello forgiato dalle fate il dono di saper creare, di saper inventare, di saper narrare. Sono le grotticelle artificiali, che sono appunto delle tombe, che sono particolarmente preziose in Sardegna, perché su circa 3.500 che più o meno si conoscono, almeno 10% sono decorate dal punto di vista architettonico in modo raffinato, ma soprattutto sono ricchissime, diciamo, di segni simbolici che rappresentano quelle che forse erano le credenze di queste antiche popolazioni che abitavano in Sardegna. E sono, diciamo, anche delle novità rispetto a quello che avviene
un po' nel Mediterraneo, ed è per questo che meritano di essere patrimonio dell'UNESCO. Gli autori un po' arrivano, un po' si propongono, un po' vengono sollecitati da progetti che facciamo in casa editrice, come per esempio questo libro che abbiamo appena finito di presentare, che è di due professionisti che stanno a Torino, su una figura fantastica di un personaggio sardo che era da anni che avrei voluto pubblicare, finché poi non abbiamo trovato qui al Salone del Libro di 2 anni fa l'occasione di parlarci e progettare. Oppure questo sulle Dobus de Llanas, che l'anno scorso sono state nominate dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, che è nato da un rapporto con l'autore e il fotografo su cui abbiamo ragionato da anni. Oggi è una giornata importante per l'AES e per l'editoria in generale, perché nasce ufficialmente un nuovo presidio professionale che posta a tutela di una categoria che spesso non viene considerata con la dovuta attenzione, quella degli editori del territorio, che rappresentano le istanze di un comparto articolato, diverso culturalmente, ma rappresentativo di un patrimonio culturale regionale e non solo, che va comunque assecondato nella sua crescita e tutelato nelle sue diversità, nelle limitazioni che il mercato attuale in Italia sta ponendo in evidenza. Quindi siamo 8 associazioni regionali, dal Friuli alla Sicilia passando per la Sardegna, e abbiamo deciso di confrontarci in maniera strutturata, mettendo al centro le nostre peculiarità, le nostre esperienze positive, le nostre competenze, per risolvere criticità comuni e per accreditarci anche nel confronto non solo con le nostre istituzioni regionali, ma anche con le istituzioni nazionali preposte a occuparsi di politiche editoriali e del libro. Piccole e medie imprese che fanno cultura e dialogano con le istituzioni. Sì, principalmente queste 250 sigle editoriali che compongono il coordinamento sono microimprese editrici votate, diciamo così, al racconto del territorio e che trovano in questa specificità la ragione d'essere, insomma, del proprio operato, ma anche il limite del proprio operato. Proprio per questo vanno accompagnate nella loro crescita, nella loro qualificazione, che chiaramente deve avvenire seguendo anche le innovazioni tecnologiche e le caratteristiche di un mercato in continuo divenire. Perché il problema che noi vogliamo sottolineare costituendo questo gruppo, perché non si tratta di non si tratta di una unità costituita, si tratta di un accordo, di un'intesa, di un rapporto tra, come dire, associazioni, quindi le persone che compongono, gli editori che compongono l'associazione tra di loro, per avere degli obiettivi. Questo è molto importante perché questo consente ovviamente che ciascuno mantenga le specificità tipiche della regione in cui opera, che naturalmente ci sono, quindi non si possono, perché sennò poi si farebbe uno statuto valido per tutte, ma naturalmente nessuno sarebbe contento di questo. Quindi c'è autonomia ma coordinamento. Questi due aspetti vanno di pari passo. Il coordinamento sicuramente consentirà di condividere iniziative a favore di tutta la filiera per far conoscere le produzioni editoriali degli editori, ma soprattutto per affrontare le criticità del settore e in primis per poter portare avanti azioni condivise verso le politiche culturali delle istituzioni regionali, che devono deliberare o leggi laddove mancano per l'editoria, oppure provvedimenti a sostegno del settore, non in termini assistenzialistici, ma in termini proprio di aiuto allo sviluppo del settore editoriale. C'è più che mai bisogno oggi di far sentire alta e forte la voce di tutti i territori, fossero anche quelli più di nicchia, e quindi anche delle case editrici minori e indipendenti.
quello che dobbiamo evitare è che il mercato della cultura si monopolizzi intorno a pochi grandi potentati e che quindi anche il discorso pubblico finisca appannaggio soprattutto di chi ha il potere politico, ma non solo. E quindi diciamo, le case editrici minori svolgono un ruolo fondamentale ed è giusto e sacrosanto che una politica che abbia a cuore il recupero del rapporto tra le opinioni pubbliche, i territori e la politica medesima si faccia carico di dare forza e voce a questa rete. Però la cosa più importante è che queste case editrici minori, dette impropriamente minori, consapevoli del loro ruolo, facciano rete. Quindi ben venga l'iniziativa che avete fatto qui al Salone del Libro. Noi siamo giornalisti. L'indipendenza del giornalismo è parte integrante di un ruolo che aiuta il pubblico e noi stessi a smascherare, no? Ciò che sta fra le righe e aiutare tutti noi a rileggere le sue pagine del suo ultimo libro. Ci aiutano a rileggere con un po' più di attenzione e aiutarci a reggere un manuale di spirito critico. Lo possiamo interpretare anche in questo modo? Assolutamente sì, per le ragioni che abbiamo appena detto. L'informazione è sempre più inquinata e eterodiretta da grandi conglomerati digitali che ormai fanno il bello e il cattivo tempo e soprattutto avvelenano i pozzi ai quali purtroppo un'opinione pubblica poco informata continua ad attingere. Quindi noi che facciamo informazione abbiamo una responsabilità in più. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione e la vigilanza, rafforzare il nostro spirito critico e soprattutto mostrare un grande amore per la libertà e per l'indipendenza, che è la garanzia perché una opinione pubblica ben informata abbia a cuore la democrazia. La pluralità è il sale della democrazia, lo sappiamo, e l'editoria ha un ruolo molto importante in questo, anche perché sembra che sia una cosa in estinzione ormai, invece non lo è affatto, perché le più recenti ricerche dimostrano che il libro non è più soltanto un prodotto, come uno pensava si avviasse a essere nell'era di internet, un prodotto di nicchia, no, è una cosa che sta diventando un prodotto di nicchia larga e nella nicchia larga si infilano molto i giovani. Ecco il senso della pluralità dell'editoria. Se devo dire una cosa in più aggiungo che in Sardegna questo senso è molto più sviluppato che altrove. La Sardegna tuttora è una delle regioni con un altissimo indice di lettura ed è una regione che si caratterizza proprio perché i giovani che si dice vanno via dalla Sardegna, almeno quelli che rimangono invece si caratterizzano per questo amore, forse per la lettura, forse perché in Sardegna ci sono tante cose da scrivere, tradizioni orali invece tante cose da scrivere che non si conoscono né in Sardegna né per chi le conosce chi viene da fuori. Giovani scrittori, alcuni più talentuosi, altri magari un po' più acerbi, ma tanti che si cimentano nella scrittura. Sì, anche questo è un segno molto incoraggiante, perché i giovani sono, come dire, un tempo si parlava, ai primi tempi di Michela Murgia, di Marcello Foisi, pionieri di Rinascimento sardo. Nel senso che la cosiddetta cultura italiana, letteratura italiana, aveva non scoperto ma relegato in un angolo
le cose che venivano da quest'isola, dimenticando che proprio in questo salone si parla molto di Grazia Deledda, dimenticando che invece la Sardegna aveva molto da dire e molto da raccontare. Al Rinascimento sardo ha fatto seguito una esplosione. Io lo ricordo per anche una piccola esperienza, io ho lavorato per tanti anni e lavoro ancora per il Corriere della Sera. Un giorno il mio editore mi ha chiamato e mi ha detto: cerchiamo uno scrittore che parli della Sardegna. Ho detto: ma io non sono adatto, io faccio il giornalista, non ho il passo dello scrittore. Poco dopo è partita questa grande esplosione del post-rinascimento sardo, che è la riscoperta, come hai detto tu, di tantissimi autori giovani e tutti peraltro di successo. Giovani e meno giovani, Bianca Pizzorno meno giovane in vetta alle classifiche per settimane, ma anche altri autori molto molto giovani sono lì, sono sempre fra i primi 10 che vendono in Italia. Salone del libro, tanti libri, ma poi i libri vanno letti. E dove li leggiamo? Nelle biblioteche. Assolutamente, la Regione Sardegna sostiene le biblioteche e la lettura, ovviamente. E quest'anno partecipa al Salone del Libro con una novità. Il Polo Bibliotecario Regionale infatti si arricchisce di un servizio offerto agli utenti, che è il Sebine AI, che domani presenteremo in collaborazione con Dot Beyond, e che è un agente conversazionale che utilizza l'intelligenza artificiale per dialogare con il catalogo. Quindi agevola quello che è il processo di ricerca degli utenti all'interno del catalogo dell'OPAC e consente di raggiungere anche dei risultati per attinenza di argomenti non solo attraverso le parole chiave, ma costruendo proprio un dialogo anche fatto di approfondimenti con questo sistema innovativo. Sarà più facile per noi andare a cercare il nostro libro preferito. Assolutamente. Quindi vi aspettiamo all'interno del sistema bibliotecario regionale e vi chiediamo insomma di provare anche questa novità che sicuramente arricchirà l'esperienza dei lettori. È un sistema innovativo appositamente dedicato oppure è una novità assoluta? Esiste sul mercato altrove? Allora, sappiamo che è stata fatta una sperimentazione prima di noi su una piccola biblioteca, ma in realtà è la prima volta che viene applicata ad un polo bibliotecario regionale di questa dimensione, quindi siamo un po' pionieri in questa esperienza. Da cosa è nata l'idea? Allora, quest'anno abbiamo rinnovato il servizio, o meglio nel 2025 abbiamo rinnovato il servizio di affidamento della gestione di tutto il catalogo del sistema bibliotecario per il polo bibliotecario regionale, e tra diciamo, le proposte e il dialogo con la Dot Beyond ci è stata suggerita questa opportunità di un dialogo nuovo da impostare con proprio il catalogo attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e degli agenti conversazionali. Quindi diciamo, abbiamo colto questa suggestione e lavorato con loro fino allo sviluppo di uno strumento che fosse coerente con quella che poteva essere la nostra esigenza e la nostra idea di offerta ai lettori di uno strumento innovativo che consente un dialogo più efficace rispetto alla sola ricerca per parole chiave. Quando sarà applicabile? È già attivo. Gli utenti possono accedere al sistema Bibliostar e appare subito un messaggio che invita alla scoperta del catalogo attraverso l'utilizzo di Sebine AI. L'abbiamo attivato il 6 maggio, è pienamente funzionante e gratuitamente offerto dalla Regione Sardegna a tutti gli utenti delle biblioteche. Al Salone del Libro si parla di tanti libri, di tanta scrittura. Ma sappiamo ancora scrivere in tempi di intelligenza artificiale? Ma io credo proprio di sì, soprattutto perché l'intelligenza artificiale non fa nient'altro che cercare di copiarci, ma non si può copiare l'umano, soprattutto non si può copiare l'animo umano. Se continuiamo a cercare le storie dentro di noi, nella profondità delle nostre cicatrici, allora non abbiamo da temere nulla, da nessun tipo di artificialità.
Quello che non è cambiato è il rapporto tra autori e editori. Io dico sempre a tutti i miei autori che i primi che devono credere nel libro che viene pubblicato sono loro. Senza il loro apporto fondamentale non c'è pubblicizzazione, non c'è mercato, e l'editore purtroppo ha bisogno di un mercato, quindi deve pubblicare qualcosa che si venda. E quando tu fai capire questo agli autori si forma una bella, diciamo, alchimia, sì, e quindi si va spediti, si vendono i libri, si fanno le presentazioni e diventa tutto molto bello e appassionante. Devo dirti, la passione è sempre la stessa di quando abbiamo aperto, nonostante tutte le difficoltà. Cambiamenti tantissimi dal punto di vista tecnologico, soprattutto l'agevolazione dei mezzi di comunicazione, da internet, da posta elettronica, cosa che una volta ci obbligava a mandare le bozze di stampa su e giù con corrieri avanti e indietro. È tutto molto più veloce, molto più rapido. E iniziamo a essere anche più conosciuti sul territorio nazionale con alcune delle collane che pubblichiamo, tipo la collana dedicata a Garibaldi, e devo dire che ci dà molta soddisfazione. Rappresentiamo nel nostro piccolo il territorio, in particolare l'arcipelago della Maddalena. Abbiamo molte collaborazioni con l'ente Parco della Maddalena, con il quale abbiamo ideato una collana dedicata alle isole minori, non solo dell'arcipelago, perché abbiamo pubblicato anche dei volumi sul resto della Sardegna, tipo San Pietro, Capoforte. E insomma, il lavoro è sempre molto impegnativo, la casa editrice è cresciuta molto, adesso contiamo circa 250 titoli, non sono tantissimi, però è già abbastanza rappresentativa. Ricerca e messa a sistema dei dati che attraverso questa ricerca, che è nel DNA della Elisso. Non so quanti riescano a percepirlo, però è veramente la parte che ci connota e che rende i libri solo un momento, ma la parte più consistente è quello che in questi 40 anni si è proprio ritrovato e storicizzato, catalogato e messo in dialogo, e quindi la banca dati che è stata costituita attraverso questa ricerca sul campo capillare in ambito regionale, nazionale e internazionale, perché è una ricerca che è andata dove ha voluto, e noi l'abbiamo inseguita strenuamente, pensando e cercando di ricucire le fila di Antonio Ballero, di Bernardino Palazzi, di Salvatore Fancello che è arrivato in America, di Nivola, di Maria Lai, ma di tanti anche intellettuali di cui ci siamo occupati. Ed è la parte più interessante, più stimolante, ecco, del lavoro. Il buon editor asseconda la personalità del singolo autore. C'è l'editing appiattente, intendo dire, che è quello che applica gli stessi criteri agli stessi autori. Ma ogni autore ha la propria personalità. L'editor sensibile, e che fa bene il suo mestiere, a mio giudizio, è quello che parte dalla personalità, quindi dallo stile dell'autore, e tenta appunto di renderlo, diciamo così, perfettibile, comunque di imprimere un miglioramento al materiale su cui sta lavorando. In gioco tante competenze, tante funzioni, tante operazioni che riguardano la resa letteraria del testo, se parliamo di narrativa chiaramente. Poi c'è l'editor di saggistica, c'è l'editor in misura minore di poesia perché è meno toccabile, insomma è una professione misteriosa ma anche vasta nelle competenze che implica e che richiede. E ogni mestiere ha il suo linguaggio e quindi bisogna studiare, imparare, prima di tutto osservare cosa si è fatto, cosa fanno gli altri. Quindi la mia passione fin da ragazzo è stato frequentare biblioteche e librerie. E poi da grande mi è venuta voglia di fare quello che facevano gli altri, cominciando da ciò che mi circondava, ossia l'ambiente, i racconti delle famiglie e soprattutto la lingua.
e mediando tutto il locale con l'universale. Quindi abbiamo cominciato a fare libri mutuati dalla letteratura universale, le fiabe le più conosciute, quelle classiche, per poi avvicinarci anche a ciò che caratterizza il raccontare la letteratura impropria della Sardegna, che è prevalentemente orale. E essendo la lingua sarda una lingua di tradizioni scritte lontanissime, ma con poca letteratura moderna, molta poesia, ma quasi nessuna prosa, il nostro lavoro è stato quello di lavorare sulla prosa, soprattutto per bambini che sono l'anello più debole della trasmissione linguistica. Quindi libri per bambini a non finire e a colori per renderli allegri e proiettati verso il futuro. Quindi ci siamo inventati in un angolo della Sardegna che è Nuoro un lavoro che è tipicamente delle grandi città e dei grandi numeri, e quindi un lavoro del genere fatto da una cooperativa senza scopo di lucro richiede molta abilità nel fare i grafici, i traduttori, gli organizzatori, i promotori, i cercatori di talenti, i raccoglitori di proposte, quindi un bellissimo lavoro che mi ha aperto al mondo e mi ha aperto a conoscere persone che non avrei mai conosciuto. A volte in maniera trasversale, casualmente. Ho conosciuto illustratori e autori a conferenze, presentandosi alla fine dopo averli visti ascoltare attentamente. Io sono un illustratore, io sono un autore, vuol vedere ciò che faccio. Solitamente si dice ma no, lasciamo stare. Invece io sono sempre stato attento a scoprire nuovi talenti e nuove energie, a partire dalla periferia, perché spesso è un lavoro, quello dell'editore, che la gente identifica con Milano, Roma, si può fare anche in campagna con i mezzi di oggi. L'importante è avere il pallino e avere il naso, diciamo in tutti i sensi aperti. Per quanto concerne quelli che sono gli obiettivi che ci si prefigge, direi che ovviamente in alcuni casi sono molto dissimili l'un dall'altro. Io rispondo per me. Io faccio l'editore, o meglio l'editrice, perché è una cosa che mi piace fare. Spudoratamente sono in grado di affermare che non vado eccessivamente con attenzione a quello che può essere un interesse economico. Se il libro mi piace, mi interessa l'argomento, lo faccio comunque. Vale la pena fare l'editore e quindi fare editoria? Obiettivamente ci sono vari ostacoli, ma se si crede effettivamente in quel che si fa, non c'è ostacolo che tenga. Più di 40 anni di casa editrice, un orgoglio. Alle sue spalle ci sono tanti titoli, ma il catalogo ne vanta più di 1000. Diciamo 45 anni, perché ho iniziato nell'81 e quindi tanti libri rispecchiano quella passione, quella voglia di raccontare la Sardegna a 360 gradi, cioè una Sardegna inesplorata. Quando penso che nell'81 è venuta la prima guida di Carlo Tronchetti su Nora e poi siamo andati avanti fino a raggiungere ben 70, diciamo che abbiamo supplito a un ruolo della regione, perché i monumenti sono della regione Sardegna e noi ci siamo arrivati grazie anche alla lungimiranza del direttore della collana di Alberto Moravetti, che mi ha seguito dall'inizio nel settore archeologia, è stato, come dire, il fondatore, mettiamola così, il fondatore del settore dell'archeologia, perché anche per lui la passione, l'amicizia, la voglia di raccontare agli altri ci ha portato a produrre ben 70 guide, tutte realizzate da o accademici o diciamo, cultori della materia, più che cultori, professionisti della materia, oppure chi aveva scavato quel monumento, oppure chi dirigeva quel museo. Quindi quella, diciamo che è il settore. E poi viene fuori la storia con Cesare Casula, e poi viene fuori la natura con un pianto professore Ignazio Camarda. Quindi voglio dire, tanti settori
quasi tutti, e poi la saggistica, i romanzi, settori diversi. Ecco, il bello di questa professione, così dobbiamo chiamarla, è che ogni giorno ti incontri con un autore diverso, quindi non è tanto pubblicare sempre lo stesso libro, ma variare su 1000 più titoli. Se io non avessi fatto l'editore, avrei fatto volentieri l'archeologo, perché scoprire, come nel libro, i talenti, scoprire la Sardegna in tutte le sue, come dire, bellezze, in tutte le sue specificità, in tutte le sue, come dire, storie infinite, storie millenarie, storie che ti avvolgono e ti conquistano, così come tanti autori hanno fatto producendo tanti titoli a disposizione dei lettori. Si chiude un salone del libro. La Sardegna è arrivata a Torino con una storia ribelle di una bambina che vuole conoscere una Domus de Janas. Una grotticella nascosta nelle montagne, scavata nella roccia. È una storia, come tante delle storie che si raccontano al Salone del Libro. La verità è che forse dovremo imparare tutti a non smettere di sognare, a non smettere di leggere e a conquistare la nostra libertà di imparare tante e tantissime cose nuove.